Perfetto. Rappresenta veramente una rinascita del territorio del Belice, perché il progetto, per chi lo aveva fatto, in questo caso l'ingegnere Scirè, pensava proprio ad una rinascita di Montevago e pensava ad un centro di aggregazione giovanile culturale per i giovani del Belice, non soltanto per Montevago. Oggi questa è diventata una seconda realtà, perché per tantissimi anni la cosiddetta città dei ragazzi era questo. Oggi la riapriamo dopo anni di incuria, di abbandono, la riapriamo alla fruizione fondamentalmente dei giovani e l'abbiamo intitolata proprio all'ingegnere Scirè, per ricordare un nostro concittadino che, malgrado fosse andato via per motivi di lavoro ma anche per la carriera, ha sempre portato nel cuore Montevago, veniva ogni anno per le ferie e quando poteva anche durante il periodo di Natale. Ha ricordato Montevago subito dopo il terremoto, quando ancora non c'era la protezione civile e lui era un comandante dei vigili del fuoco, ha fatto di tutto perché arrivassero aiuti, sostegno, perché la popolazione fosse, diciamo così, aiutata in quel momento tragico. Ha fatto il progetto di questa mega realtà giovanile e lo ha consegnato all'allora presidente dell'Assemblea regionale siciliana perché si potesse finanziare. Quindi devo dire aveva tutte le carte in regola per poter oggi essere ricordato. Sono voluti anni ovviamente, come accade quando parliamo di opere pubbliche. Oggi però la bellezza è restituire al quartiere intanto una zona rivalutata e soprattutto ridarlo ai giovani con un campetto di padel, un campetto di tennis, una sala cinema e luoghi dove potersi ritrovare. Se riusciamo, secondo quello che oggi le nuove modalità di lavoro consentono, quindi mi riferisco in particolar modo al lavoro agile, abbiamo almeno questa intenzione, farne una sede di coworking ed ecco qui ancora una volta che il progetto dell'ingegnere Scirè torna validissimo, perché se questo va in porto il coworking non può coinvolgere solo Montevago ma tanti giovani della zona, della valle, che magari lavorano fuori e possono ritornare nei propri territori.